Condannati a 26 anni due torturatori della casa sul lungomare libico descritta come un campo di concentramento. Borsellino Quater, il secondo grado conferma il depistaggio. Reti Colabrodo e acqua a singhiozzo, in Sicilia il servizio idrico non funziona del più caro d'Italia. Oggi è la giornata del prematuro, monumenti viola per l'occasione, corso di medicina all'ospedale di Agrigento. L'allenatore biancazzurro si dimette, lo annuncia sui social, i motivi sarebbero personali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Condannati a 26 anni dalla Corte d'Assise di Agrigento i due nigeriani ritenuti guardiani e torturatori di una casa sul lungomare della Libia descritta come un campo di concentramento. Sono responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, sequestro di persona e violenza sessuale. Il servizio di apertura è di Lello Casesa. Sono stati condannati a 26 anni dalla Corte d'Assise di Agrigento, presieduta da Vilma Mazzara, i due torturatori di origine nigeriana che colpivano i migranti in attesa delle partenze verso la terra promessa all'interno delle prigioni in Libia. I pubblici ministeri di Palermo, Gerry Ferrara, Claudio Camilleri, Gaspare Spedale e Renza Cesconna hanno chiesto 26 anni durante il dibattimento in aula. Sono due infatti nigeriani di 44 e 26 anni e sono responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, sequestro di persone e violenza sessuale. Un terzo imputato è stato invece assolto, scarcerato e verrà espulso. Dai racconti dei testimoni arrivati a Lampedusa 2 anni fa emerge un quadro drammatico, inquietante. I guardiani della Casa Bianca, così erano chiamati i torturatori, erano sempre violenti, utilizzavano delle bottiglie che spaccavano in testa a chi tentava di reagire, picchiavano per qualsiasi motivo, era un campo di concentramento, la casa sul lungomare di Sabrata in Libia. I due nigeriani hanno ammesso di essere stati nella Casa Bianca in Libia, ma hanno sempre negato di aver partecipato alle violenze. Cibo, acqua e sapone erano a pagamento, ha raccontato uno di loro. Era impossibile uscire e se provavi a farlo rischiavi la vita. Mafia, processo Borsellino Quater, il depistaggio sulla strage di via D'Amelio ci fu, la conferma arriva dalla sentenza di secondo grado della Corte d'Assiso d'Appello di Caltanissetta che ha ribadito quanto già deciso dai giudici di primo grado. I particolari nel servizio. Il pupo costruito d'arte Vincenzo Scarantino non sconterà alcuna condanna per il colossale depistaggio attorno alla strage Borsellino. La prescrizione, ovvero il troppo tempo trascorso dai fatti, lo ha salvato. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta non hanno potuto che prenderne atto, come già avevano fatto i colleghi del primo grado. La sentenza di secondo grado conferma anche le condanne per gli altri due falsi pentiti, come aveva chiesto il procuratore generale Lia Savel, sostituto Fabiola Furnari. 10 anni per Francesco Andriotta e Calogero Polci e per due esecutori della strage del 19 luglio del 1992 in cui morirono il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, i boss Salvino Madonia e Vittorio Tutino, a cui è stato inflitto un altro ergastolo. Il processo Quater si fonda sui racconti di Gaspare Spatuzza, il vero pentito della strage, che nel 2008 ha svelato la grande impostura di Scarantino. L'ex killer del clan di Brancaccio ha segnato una strada per le indagini sui misteri che ancora avvolgono quei giorni, ha scritto la Corte d'Assise nelle motivazioni della sentenza. Soggetti inseriti negli apparati dello Stato indussero Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni sulla strage che uccise Borsellino e poliziotti, è uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Ora a Caltanissetta c'è un processo a 3 poliziotti del gruppo Falcone e Borsellino che avrebbero avuto ruolo nella costruzione del falso pentito, accanto all'allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera, deceduto nel 2002. Indagini che puntano al cuore dello Stato, ha scritto ancora la Corte d'Assise di Caltanissetta. Gli uomini del gruppo Falcone e Borsellino dovevano scoprire il responsabile delle bombe, invece costruirono a tavolino alcuni falsi pentiti. La Corte non crede per ansia di giustizia e di risultato. No, vennero suggeriti a Scarantino un insieme di
di circostanze del tutto corrispondenti all'avvero, il furto della 126 rubata mediante la rottura del bloccasterzo e la verità che ha poi raccontato nel 2008 il pentito Gaspare Spatuzza. Come facevano i suggeritori a sapere la storia della 126? È del tutto logico ritenere, scrivono ancora i giudici, che tali circostanze siano state suggerite a Scarantino da altri soggetti, quali a loro volta le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte. Chi ispirò i suggeritori? La Corte ricorda che il 13 agosto del 92 il centro SIS del Servizio Segreto Civile di Palermo comunicò alla sede centrale che la locale polizia aveva acquisito significativi elementi sull'autobomba. E poi c'è la Barbera, anche lui collegato tra depistaggio e indagini, ancora occultamento dell'agenda rosa di Borsellino, perché per i giudici la Barbera è anche intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda, come evidenziato dalla sua reazione connotata da una inaudita aggressività nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre. Reti colabrodo e acqua a singhiozzo in Sicilia il servizio idrico non funziona ed è il più caro del resto d'Italia. Vediamo. In Sicilia le famiglie sono tra le più scontente d'Italia per la qualità del servizio idrico e quelle che si lamentano maggiormente per il numero di interruzioni nell'erogazione. Le città continuano a registrare alcune tra le più elevate perdite di rete. In alcuni quartieri, nei comuni capoluogo e anche nei comuni stessi, il servizio di distribuzione dell'acqua è ancora lontanissimo dall'essere quotidiano H24. Una famiglia italiana su 3 non si fida dell'acqua del rubinetto, ma questo numero sale pericolosamente in Sicilia, dove supera il 50% del totale delle famiglie. Non a caso riguardo all'odore, al sapore e alla limpidezza dell'acqua, il 72,3% delle famiglie italiane si ritiene molto o abbastanza soddisfatto. In Sicilia invece il 49,7% si è dichiarato insoddisfatto. Rispetto all'assenza di interruzione della fornitura, ha rilevato l'Istat in un report pubblicato in occasione della giornata mondiale, le famiglie dichiarano di essere poco o per niente soddisfatte e hanno segnalato irregolarità nell'erogazione di acqua nelle loro abitazioni. La percezione di quanto si paga in bolletta è spesso indicativa di come il cittadino vive il servizio idrico. In linea di massima, stando all'incrocio dei diversi indicatori Istat dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza, non sempre un servizio migliore si accoppia a costi più elevati. Nel 2018 la spesa media di una famiglia per la bolletta idrica è stata di 426 euro. In termini di capoluogo di provincia, Enna, Caltanissetta e Agrigento, che sono alcune delle aree con i maggiori problemi in termini di distribuzione, hanno superato la media rispettivamente con 715, 599 e 468 euro di spesa media in bolletta. Università di Palermo, dopo le proteste degli studenti arrivano le prime 5.000 borse di studio. Lello Casesa. Dopo 2 settimane di proteste per gli studenti dell'Università di Palermo che vivono in condizioni di disagio economico, l'ERSU, l'ente regionale per il diritto allo studio, ha provveduto al pagamento della prima rata della borsa di studio per un importo complessivo di circa 10 milioni. Il provvedimento già deliberato è stato fatto con un mese di anticipo rispetto alle previsioni del bando di concorso. Saranno oltre 5.000 gli studenti universitari, molti della provincia di Agrigento, che ne usufruiranno. La prima rata potrebbe essere liquidata grazie alle risorse finanziarie già incassate dalla Regione e dal MIUR. È certamente un primo segnale importante, hanno dichiarato gli organizzatori del comitato studentesco, che martedì scorso ha organizzato un corteo fino all'Assemblea regionale per chiedere l'intervento della politica e del governo regionale a favore degli studenti disagiati. L'anno scorso, infatti, oltre il 30% degli iscritti che avevano i titoli sono stati esclusi per esaurimento dei fondi e 6 studenti fuori sede su 10 restano fuori dalle residenze universitarie per carenza di posti letto. L'intervento economico riguarderà nella prima fase gli studenti della Sicilia occidentale, aventi naturalmente i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando. L'importo della borsa di studio pendolare fuori sede va da un minimo di euro 1.183, circa 180 pasti gratuiti, ad un massimo di 2.700 euro più 360 pasti gratuito, più posto letto, oppure per indisponibilità di posto letto una dichiarazione di locazione attraverso una quota fino a 1.300 euro. Il governo Musumeci ha elevato il livello di copertura dei benefici per il diritto allo studio universitario oltre il 70% del fabbisogno, ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla.
L'erogazione anticipata del primo acconto è un primo passo per dare risposta immediata ai tanti giovani in attesa del contributo, ai quali ho garantito, dichiara sempre la Galle, il massimo impegno da parte del governo regionale. Auspichiamo di procedere ulteriormente allo scorrimento delle graduatorie sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero pervenire, ha dichiarato Giuseppe Amodei, commissario straordinario dell'Erso, che sta definendo le assegnazioni dei servizi abitativi e soprattutto del servizio di ristorazione che da quest'anno, oltre Palermo, interesserà in convenzione anche Trapani, Caltanissetta ed Agrigento. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Medicina, oggi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, un corso di endocrinologia pediatrica e obesità. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nell'anniversario del 6° anno della creazione dell'ambulatorio di diabetologia, endocrinologia ed obesità pediatrica, si è svolto stamani presso l'ospedale San Giovanni di Dio un corso di formazione per pediatri ospedalieri di libera scelta, neonatologi, psicologi, infermieri professionisti e dietisti. All'interno del corso sono state illustrate le seguenti tematiche che riguardano le basse stature, l'ipotiroidismo congenito e altre malattie della tiroide, l'obesità, il deficit di vitamina D, l'ipocalcemia, i disturbi della pubertà, tutte patologie che interessano l'età pediatrica. Il corso di formazione è stato organizzato dal direttore di pediatria, il dottor Giuseppe Gramaglia, che ha esposto i dati relativi alla crescita dell'ambulatorio, portando a conoscenza della città e dei responsabili dell'AS quanto funzionale e ben accetto del territorio sia stato creato, rispondendo alle sensibilità e a un bisogno di salute dei bambini affetti da tali patologie croniche e delle loro famiglie. Io ho creato questa nuova situazione per quanto riguarda l'ambulatorio di diabetologia ed obesità, ma nel prossimo futuro vogliamo occuparci anche di ipotiroidismo e di basse stature, perché notavo la carenza nel nostro territorio di punti di riferimento che si occupassero di queste problematiche. Ho fatto un bilancio in questi 6 anni, dal 2013 al 2019, per quanto riguarda l'attività dell'ambulatorio di diabetologia e di obesità. Proietterò anche delle slide in merito a questo e mi sono accorto che il nostro appeal nei riguardi dell'utenza, soprattutto nei pediatri di libera scelta, soprattutto nel territorio che hanno l'esigenza di avere curata questa malattia cronica, è notevolmente aumentata. Siamo passati da un esordio di chetoacidosi diabetica nel 2012 a 12 casi di chetoacidosi diabetica nel 2018 e addirittura ora nel 2019 abbiamo 13 casi con la data degli inizi di novembre di quest'anno. Questo ci fa da un lato capire che abbiamo cercato di tamponare l'implosione di questo fenomeno del diabete in età pediatrica, ma dall'altro lato ci impone che dobbiamo iniziare ad occuparci ancora di più di questo problema creando delle alternative, per esempio l'impianto di microinfusori, per esempio il riconoscimento a livello regionale del nostro ambulatorio e che ormai è stato riconosciuto nell'atto aziendale pubblicato nel settembre scorso, ma anche la possibilità di creare dei campi scuola per i bambini diabetici, una struttura psicologica permanente di supporto per questi bambini affetti da diabete ed obesità. Quindi diciamo che il nostro impegno non è finito, ma vogliamo continuare ad occuparci di tali problematiche, inibendo quelli che sono i viaggi della speranza, ma soprattutto facendo trovare un riferimento 24 ore su 24 ore alle famiglie che hanno di bisogno. Il dottore Gramaglia mi ha gentilmente invitato a parlare di vitamina D, che è un ormone fondamentalmente che è molto di moda in questo periodo, perché fondamentalmente c'è una carenza di vitamina D in circa il 60-70% della popolazione, anche infantile, e anche soprattutto in Sicilia, che può sembrare quasi un paradosso. La vitamina D è un ormone che ha alcuni effetti sia sulle ossa, ovviamente questo è chiaro, ma anche effetti diversi a livello di diversi organi e apparati. Quindi si sa che interviene per quanto riguarda l'immunità, si sa che può avere un ruolo a volte per quanto riguarda le infezioni, può avere un ruolo anche la carenza, può essere a volte associata allo sviluppo di patologie anche oncologiche. E quindi
avere e portare l'attenzione sui corretti livelli di vitamina D è fondamentale anche per migliorare la salute dei bambini. Nel mondo un bambino su 10 nasce prematuro, perciò ogni anno si celebra la giornata mondiale della prematurità. Per l'occasione oggi molti monumenti saranno illuminati con la luce viola. Vediamo. Ricorrerà domani 17 novembre la giornata mondiale della prematurità, un appuntamento annuale celebrato a livello internazionale con iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle nascite pretermine. La rete dei punti nascita italiani si impegna per garantire a ogni piccolo il migliore percorso per uno sviluppo fisiologico e naturale. Anche l'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta dal dottor Adriano Azzali, ha aderito a tale iniziativa, promuovendo per domani un momento di condivisione dal tema Festeggiamo i piccoli guerrieri, presso la sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio, a cui parteciperanno gli ex prematuri e le loro famiglie. Ma è qualche anno che in tutto il mondo, perché è mondiale questo evento, c'è questo giorno, il 17, dedicato al neonato prematuro, che è un'entità particolare dell'infanzia, se vogliamo, perché ha delle sue caratteristiche, ha delle sue difficoltà iniziali che noi tutti quanti tentiamo, insieme soprattutto ai genitori, di farli superare, ma chi vince è sempre lui, il piccolo guerriero in genere, e quindi ha diritto ad essere festeggiato, e questa è una festa sua in cui si tenta in qualche maniera di mettere ancora più in evidenza l'importanza e la forza di questi soggetti che noi, ripeto, tentiamo di aiutare come medici, come infermieri, come genitori, perché, ripeto, il fatto che un neonato pretermine guarisca in qualche maniera è proprio sempre una battaglia corale di più persone, di tante persone, e il punto è finalizzate alla sua salute. Per cui domani c'è questa festicciuola, diciamo. L'iniziativa è aperta a tutti, chi vuole. È aperta a chi vuole, assolutamente, chi vuole fare domande, vuole conoscere un po' di più il mondo di questi neonati, ripeto, le peculiarità, le particolarità, è soltanto che gradito da tutti quanti noi. Il 7% del totale dei nati in Italia, circa 32.000 all'anno, vengono al mondo prima della 37ª settimana di età gestazionale. La prematurità è una malattia spesso grave per la sopravvivenza, perché i piccoli nascono immaturi nei vari organi, polmoni, cervello, intestino, cuore. La situazione è tanto più grave quanto più il parto avviene in anticipo. Il 17 novembre, proprio per sottolineare la necessità di un'assistenza adeguata e non abbassare l'attenzione sul tema, si celebra la giornata mondiale della prematurità. In aggiunta alle tantissime iniziative realizzate da tutte le associazioni in Italia volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle nascite premature, la SIN, insieme a Vivere Onlus, Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, come lo scorso anno ha fatto richiesta ai comuni di tutta Italia di illuminare un monumento rappresentativo della loro città con il colore viola in occasione della giornata mondiale della prematurità. Più di 70 comuni hanno già aderito per l'illuminazione di oltre 80 location tra monumenti e ospedali, segno di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema. La Società Italiana di Neonatologia ha inoltre realizzato un video sulla prematurità. È importante, si evidenzia, considerare che i neonati prematuri sono ad elevato rischio di esiti a distanza e pertanto necessario un attento monitoraggio dello sviluppo attraverso specifici protocolli di follow-up. Attualmente solo il 22% delle terapie intensive neonatali riesce a prolungarlo fino all'ingresso del bambino a scuola, mentre risulta fondamentale assicurare ai bambini nati prematuri continuità assistenziale e accertamenti ripetuti nel tempo fino all'età scolare. La Regione lascia a piedi i disabili, stop dal 21 dicembre al trasporto degli studenti. I particolari nel servizio. Stop al trasporto degli studenti disabili. La Regione potrebbe non garantire i contributi delle città metropolitane e i liberi consorzi per effetto di un pasticcio normativo creato in finanziaria con una serie di norme impugnate che adesso bloccano proprio quei trasferimenti. Si tratta di un effetto indiretto e non desiderato, ma a fronte del quale sembra che la Regione si stia orientando verso il blocco dei finanziamenti in questione, senza sostituire contributi 2017, 2018 e forse
sé anche 2019 per riprenderli probabilmente nel 2020 con una nuova formula. Contro tutto ciò è un coro di proteste ovviamente e polemiche. La notizia che la regione si accingerebbe a non più garantire servizi di assistenza igienico personale per studenti con disabilità nelle scuole di competenza di città metropolitane e liberi consorzi sarebbe, se confermata, una scelta di inaccettabile disinteresse dopo il pasticcio legislativo provocato con la legge dell'ARS del dicembre 2017 che assumeva come competenza regionale un tale servizio. Tutto sembrerebbe un disegno volto unicamente a privare gli studenti diversamente abili del diritto allo studio. Lo apprendiamo da Blog Sicilia. L'ANCI Sicilia porrà in essere ogni azione necessaria per impedire una palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti, dice il presidente Leoluca Orlando. Tengo a precisare, aveva infatti precisato Orlando, che i servizi di integrazione scolastica per gli studenti diversamente abili del territorio metropolitano di Palermo saranno assicurati con certezza dalla città metropolitana sino al 21 dicembre prossimo venturo. A confermare con preoccupazione quanto sta avvenendo il deputato di opposizione, presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava. La regione sta comunicando alle città metropolitane e liberi consorzi siciliani che da gennaio non si farà carico dei finanziamenti per assicurare il servizio di assistenza igienico personale nelle scuole per gli studenti con disabilità. È una scelta scellerata che avrà pesantissime ricadute sul diritto allo studio per migliaia di studenti e le loro famiglie. Le funzioni che attualmente vengono garantite da personale qualificato con almeno 900 ore di corso di formazione dovrebbero, secondo quanto previsto dalla regione, essere svolte da personale interno alla scuola con una formazione limitata da appena 40 ore, senza la certezza di poter garantire standard adeguati. Una situazione assolutamente inaccettabile che colpisce come al solito le fasce più deboli per fare cassa. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Parliamo del direttore d'orchestra agrigentino Simone Tartaglione che ormai da anni vive negli Stati Uniti. Sara Gallo. Sono tanti gli agrigentini sparsi in giro per il mondo a portare alto il nome dell'Italia, facendo la differenza e distinguendosi per le proprie capacità e professionalità. Fra questi il maestro Simeone Tartaglione, versatile direttore d'orchestra la cui passione per la musica lo impegna in diverse forme e le cui eccellenti doti gli offrono la possibilità di diventare docente dell'Università di Denver negli Stati Uniti. La sua presenza negli USA ha impegnato il maestro Tartaglione in numerose tournée e collaborazioni con diverse istituzioni musicali. L'evento più recente e di grande importanza è stato il concerto dell'8 novembre per la commemorazione della caduta del muro di Berlino a Washington, in cui il maestro Tartaglione, in presenza di alte personalità istituzionali statunitensi e internazionali, ha diretto l'orchestra sinfonica della Catholic University of America, eseguendo l'inno alla gioia di Beethoven. Performance di grande maestria terminata con una grande ovazione da parte del pubblico. Agrigento conferma sempre più di essere la madre di grandi artisti di ogni genere, i quali con orgoglio affermano di esserne cittadini. Fulmine a ciel sereno in casa Acragas, mister Mutolo lascia i biancazzurri, l'allenatore si dimette per questioni personali. Carmelo Lentini. Un inaspettato scossone sta facendo vacillare il gigante. Nella tarda serata di venerdì scorso sono arrivate senza preavviso le dimissioni del tecnico Corrado Mutolo alla vigilia dell'importante match con lo Sporting Vallone in quel di Campofranco. Tanta l'amarezza nel clan biancazzurro che in meno di 24 ore dalla gara affiderà la squadra al trio tecnico formato dal tecnico in seconda Franco Nobile, da Salvatore Munta e Giovanni Costantino. Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto il tecnico Corrado Mutolo a dimettersi a ciel sereno? Purtroppo, con molto dispiacere, scrive sul suo profilo, devo comunicare le mie dimissioni come allenatore dell'Acregas per motivi personali. Però non posso fare a meno di ringraziare società, i miei collaboratori, la squadra, la città di Agrigento e i tifosi che nelle ultime partite ci sono stati particolarmente vicini. Pronta ed anche un po' risentita la risposta della società. La società dell'Acregas, si legge nel comunicato, con in testa il suo presidente avvocato Giovanni Castronovo, riunitosi in data odierna, quindi venerdì, preso atto dell'affrettata ed inopportuna comunicazione di dimissione pubblicizzata attraverso il social network Facebook del mister Corrado Mutolo,
poiché esternata alla vigilia di una delicata e difficile gara di campionato con lo Sporting Vallone, dopo aver tentato di far recedere lo stesso dalla sua decisione, preso atto dell'oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro con lo stesso e rilevato che non sussistono più le condizioni per continuare in quel progetto tecnico avviato ad inizio stagione, accoglie le dimissioni del tecnico che sono state già comunicate all'organo federale di competenza. Augura a Mister Mutolo ogni fortuna umana e professionale, sperando vivamente che possa risolvere a breve le problematiche di natura personale che sono alla base della sua scelta. È stato conferito il compito al direttore sportivo Ernesto Russello di individuare in tempi brevi la figura di un tecnico maturo, serio e preparato che possa guidare la squadra verso l'obiettivo stagionale fissato dalla dirigenza, vale a dire la conquista della promozione in Serie D. Per conoscere il nuovo tecnico se ne parlerà martedì prossimo alla ripresa degli allenamenti. È stata una bomba a ciel sereno, un fulmine a ciel sereno, ciò che è successo nella serata di venerdì. Sì, per la gente, per la stampa e per tutti sì, però già era da un paio di giorni che il mister Mutolo manifestava un pochettino di preoccupazione, di ansie, di qualche problemino sicuramente di natura logistica o di qualcos'altro, che poi alla fine non l'ho capito neanche io. E nella giornata di venerdì ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con l'Agragas. La società ha preso atto della situazione, abbiamo cercato nella giornata di giovedì di convincerlo a pensarci tutta la sera, tutta la notte, però poi dopodiché bisogna continuare con il nostro lavoro, con il nostro progetto e si va avanti. È stata solo delle dimissioni normali di un allenatore che non si sentiva più lucido, magari sereno per i fatti suoi personali. La reazione della squadra a questa decisione? Vabbè, la squadra è la reazione, la squadra deve continuare uscendo fuori a allenarsi con chi dirige l'allenamento, quindi la squadra, certo, magari qualcuno se l'aspettava, qualcuno un po' meno, perché ripeto è da un paio di giorni già che il mister manifestava queste perplessità e malumori. Stiamo valutando insieme alla società diversi profili, diverse figure, e da premettere pure che lo dico qua, che noi, il mister si è dimesso, ma noi abbiamo uno staff composto da Salvo Munta, preparatore atletico, e Giovanni Costantino, preparatore portieri, e Ciccio Nobile che ha fatto sempre il secondo, che da qua da Agrigento non si muovono, quindi la figura che verrà, il nostro staff ce lo teniamo, quindi bisogna valutare pure questo, perché io 3-4 elementi non li posso prendere perché ce li ho già. Allora, capitano Gambino, questo fulmine al ciel sereno, ecco, che effetti potrà fare o ha fatto nei confronti della squadra? Allora, intanto premessa che comunque dispiace perché quando si inizia un cammino si spera sempre di finirlo tutto assieme, però purtroppo nel calcio a volte succede questo, ma noi non ci possiamo permettere di fermarci a pensare questa cosa perché domani c'è una partita, siamo costretti a guardare avanti subito e velocemente perché, ripeto, domani è una sfida importante, non possiamo assolutamente perdere punti e quindi dobbiamo esclusivamente pensare alla partita. Noi giocatori dobbiamo pensare solo ad allenarci, come abbiamo fatto stamattina con Nobile, e pensare alla partita di domani. Perché, ripeto, se ci mettiamo a pensare chi sarà l'allenatore o perché il mister è andato via, rischiamo di perderci in chiacchiere e di mettere in secondo piano la partita di domani. A noi queste cose non ci devono interessare, l'unica cosa che dobbiamo fare in fretta, ripeto, è guardare avanti e affrontare la partita domani come se non fosse successo nulla. Cosa dice ai tifosi? I tifosi dico di starci sempre vicino come hanno fatto fino ad oggi, come hanno dimostrato domenica che ho visto lo stadio ancora più pieno del solito,
Poi è normale che sappiamo che siamo noi a dover portare i tifosi allo stadio con i risultati e con le vittorie. Ecco perché dico non ci possiamo distrarre, perché noi siamo i primi a scendere in campo e noi siamo l'ago della bilancia che può riempire lo stadio o lo può svuotare. Di conseguenza, siccome a noi piace vincere e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, vogliamo arrivare all'obiettivo e avere sempre lo stadio e i tifosi che ci seguono fuori casa. Adesso uno sguardo al campionato di promozione, vediamo. Nel campionato di promozione Girone A, nel giro di appena 3 minuti, ci sono 5 squadre che lottano per conquistare la vetta. Basta guardare l'attuale classifica generale, comandata dall'Albatros Lercara, con 2 punti di vantaggio sul trio formato da Casteltermini, Folgore e Lascari, e 3 sull'Unitas Sciacca. Il Casteltermini anticipa a sabato la trasferta di Casteldaccia, il Lascari gioca a San Vito Lo Capo, mentre la Folgore ospita il Bagherie. L'Unitas Sciacca invece duellerà fuori casa con il Partinico Audace. In questa giornata spicca anche un derby agrigentino, Camarat e Gattopardo, con quest'ultima che ha assaporato l'ebbrezza della prima vittoria stagionale con la Folgore di Castelvetrane. Per quanto riguarda l'Empedoclina, invece gioca a Villabate. In prima categoria Gemini Atletico Favara sono all'inseguimento del capolista Atletico Gorgonia. E quando si respira in questo girone G alla sua 7ª giornata, che riserva un paio di derby agrigentini, Libertas Atletico Favara e Raffadali Ravanusa. Sulla carta l'impegno più agevole sembra averlo la capolista Atletico Gorgonia, che ospita la gira. Ecco perché sia l'Atletico Favara che il Gemini non devono commettere passi falsi. Tutto da seguire lo scontro di Raffadali, dove sarà di scena il Ravanusa. Concludiamo con il campionato di seconda categoria, dove gli occhi sono puntati sul match Don Bosco Mussomeli Atletico Montallegro, il cui risultato finale potrebbe incidere sull'attuale classifica. Tornano a giocare in casa il capolista Eraclea con la Nuova Pettilliana e l'Atletico Licata che ospita il Marianopoli. Più difficile la trasferta dell'Alessandria della Rocca sul campo di Gela e la gara interna del Mucchesar che ospita la Forte Sommatinese. Basket Fortitudo, domani i biancazzurri giocheranno in casa contro il Torino. Ascoltiamo l'allenatore Davis Cagnardi. Noi abbiamo sempre avuto molta fiducia, soprattutto i ragazzi, nel lavoro che stavamo facendo. Sapevamo che ci sarebbero stati chiaramente degli intoppi lungo la strada, ce ne saranno ancora, però siamo forti della nostra quotidianità, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene, abbiamo degli obiettivi tecnici chiari, chiaramente il feeling tra di loro piano piano sta migliorando, la conoscenza reciproca tra me e loro sta migliorando, abbiamo fornito comunque delle buone prestazioni e i risultati per ora ci stanno anche sorridendo. È chiaro che è un campionato difficilissimo dal punto di vista della classifica, quindi obiettivamente bisogna navigare a vista, nel senso che ogni domenica è una storia a sé. La settimana ha detto che la squadra è in salute dal punto di vista emotivo e dal punto di vista mentale. Come detto prima, abbiamo avuto qualche piccolo acciacco che purtroppo fa parte di questo lavoro. È chiaro che in una squadra come la nostra ancora ci sono giocatori chiave più di altri, nel momento che alcuni giocatori magari a livello fisico non sono al meglio, c'è bisogno che quindi tutto il gruppo fornisca una prestazione ad alto livello per sopperire magari anche una mancanza di lucidità da parte di qualcun altro. Torino ha avuto un ottimo avvio di campionato, sia in casa e soprattutto fuori casa. Le uniche 2 partite che ha perso le ha perse di 2 punti, quindi è una squadra che sino alla fine c'è. E chi temete di questa squadra, o se temete più l'organico, insomma, e come pensate di arginare, insomma, le loro qualità? Dici bene, nel senso che essendo una squadra molto solida, composta da giocatori esperti e di talento, allenata molto bene da un allenatore che la categoria la conosce non bene ma benissimo, è un progetto serio. È chiaro che loro hanno la capacità, probabilmente la durezza mentale, anche per esperienza dei singoli, di riuscire a rimanere nelle partite fino all'ultimo. Questo appunto lo capiamo, lo vediamo dalle partite in trasferta che hanno giocato. Ci sono dei punti fermi anche per loro come in tutte le squadre, però
Penso che sarebbe un errore grossolano concentrarsi su pochi giocatori perché un po' meglio degli altri, perché in realtà gli altri giocatori che finiscono, diciamo così, un po' il roster per intenderci, sono giocatori tutti di primo livello, quindi il sottovalutare qualcuno in una squadra come questa potrebbe essere l'errore fatale. Un'ultima domanda sui tifosi. Lei ha sottolineato più volte l'importanza dei tifosi, soprattutto in alcune partite casalinghe sono stati, hanno trascinato la squadra quasi alla vittoria. Cosa si sente di dire o di chiedere ai tifosi per questa partita? La nostra è una squadra che ha determinate caratteristiche anche emotive. È chiaro che queste caratteristiche emotive diventano poi delle qualità nel momento tale che la sinergia con i tifosi fa scatenare all'interno dei nostri ragazzi un qualcosa che li porta poi a fare sempre un extra effort, cioè una cosa in più per la squadra, una cosa in più per i compagni, una cosa in più per i tifosi. Io, leggendo anche le interviste dei nostri avversari, leggo sempre che una delle preoccupazioni primarie sono il venire a giocare in un campo caldo, quindi secondo me questa deve essere anche una cosa che ci dà consapevolezza di quello che siamo nel panorama nazionale. Quindi io credo che l'unione tra la nostra squadra e i nostri tifosi sia una cosa ben chiara all'esterno, quasi quasi meno chiara da parte nostra, quindi vorrei che questa consapevolezza crescesse sempre di più, perché obiettivamente giocare a determinati momenti della partita con un pubblico scatenato come a volte succede al Palamoncada è obiettivamente sia per noi una spinta in più che per gli avversari un freno in più. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.